Mister, sono trascorse quasi 2 settimane di lavoro intenso, allora quali prospettive e cosa si può tracciare dopo questi giorni? Ma direi che abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato seriamente, abbiamo visto una grande disponibilità e professionalità dalla parte delle atlete, ma di questo non avevamo dubbio, anche perché sono atlete di valore internazionale, per cui credo che tutto stia proseguendo per il meglio. Un Verona che tra poco sarà impegnato in Coppa Italia contro il Vicenza, formazione neopromossa nel campionato di Serie B, e Verona che dovrà fare probabilmente senza parecchie straniere in attesa dei transfer internazionali. Ma direi che comunque abbiamo una rosa competitiva anche senza le straniere, per cui ci adegueremo a quelle che sono le esigenze federali. Teniamo presente in più che anche la campagna acquisti non è ancora terminata, per cui io credo che il vero Verona lo vedremo probabilmente già, e mi auguro, dalla Supercoppa. Si vocifera di un altro arrivo importante. Sì, lunedì arriva un difensore, sarà poi detto chi è, e comunque un altro tassello che va a completare l'organico già competitivo della squadra. Il calcio femminile sta cambiando in Italia, ci sono stati molti scambi di mercato, straniere che arrivano, qualcosa si sta muovendo. Sì, si sta muovendo anche con l'avvento di alcune società professionistiche che sono entrate nel calcio femminile, per cui credo che ci sarà un'evoluzione nei prossimi anni che sarà ancora più importante di quella di quest'anno.